Sarà ricordata come una giornata di passione per Treviso e i comuni attorno, quella appena trascorsa. Passione per una tappa del Giro d'Italia che ha bloccato la città, ma soprattutto per la pioggia torrenziale che ha portato all'allagamento di case, strade e canali. Città invasa dentro dalle transenne e fuori dall'acqua. Di fatto l'emergenza è scattata verso l'1 del pomeriggio in corrispondenza con l'uscita da scuola che ha bloccato tutta la città. Una volta usciti, chi prendeva via Ghirada si trovava davanti a questa situazione, con i residenti già fuori che cercavano di rallentare i veicoli per impedire che le ondate invadessero ulteriormente le stanze al pianterreno. Automobilisti tra lo stupito e lo sprovveduto, come le ragazze all'interno di quest'auto che incuranti inforcano il sottopasso di Sant'Angelo con questo risultato. Costrette ad uscire dai finestrini, soccorse dagli operai del comune, più in là verso la Ghirada la situazione non permette transito. Si cerca sfogo sulla tangenziale, ma appena si scende sulla Noalese la strada allagata causa code e traffico rallentato. Ed è tutto il basso trevigiano in queste condizioni, con lo zero a filo esondazione, il sindaco Festoni in prima linea per un fenomeno senza precedenti. Sotto acqua, arterie di comunicazione, vie che normalmente non andavano mai, via Fontane, via Cappella, via Tessarotti, cioè non solo i punti bassi, quelli soliti, anche gli altri punti, quelli normali. Questo non accadeva da quando? Beh, io avevo 12 anni, 1966 l'ultima volta. Quindi praticamente si sono ricreate le stesse condizioni e sta succedendo la stessa cosa? Io direi che se non smette sta succedendo la stessa cosa, se tracima lo zero qualche problema l'avremo. Scuole chiuse a Preganziol, dove la protezione civile scarseggia perché è impegnata col Giro d'Italia, acqua ovunque attorno a Treviso, con scatinati allagati e fognature che sembrano geyser, come a Canizzano, dove anche i camionisti sono rimasti sorpresi e bloccati dall'acqua. Stanno trainando? Quanta acqua c'è là? Troppa per i miei gusti. Ma quanto più o meno? Sarà 1 metro adesso come minimo. L'ufficio allagato? Sì, l'ufficio lì è Quanta allagato. acqua dentro? Beh, ogni volta che passa una macchina arrivano le ondate proprio dentro. E faccia conto, così. Adesso abbiamo sbaraccato tutto, speriamo bene. Ma è la prima volta che vi capita? Sì, sì.